Una grande sfida tra la squadra di Franco Ciani e quella di coach Sergio Scariolo. Grazzulis che a sua volta consegna a Mian Delia ancora quella serie di consegnati. Stavolta la palla arriva a Banks, non muove nemmeno la retina. Gran canestro per Adrian Banks. Subito a cercare Jaité, la palla comunque resta nelle mani della Virtus. Palla che gira benissimo sull'arco. Altro giro e altro bersaglio per Kyle Wims. Allora dentro Milos Teodosic, dall'altra parte Jaité ancora, riceve spalla canestro, sta dominando. Ora qui palla che circola benissimo, Davis attacca proprio Teodosic, poi la palla in qualche modo arriva a Konate che segna, subisce il fallo, andrà netta con libero aggiuntivo, però è subito addosso a Letton e c'è il recupero, Paiola in contropiede subito per Alibegovic, si protegge contro Delia e gli schiaccia in testa. Ritmi altissimi, qui ottimo passaggio di Cavaliero sotto per Delia che riesce a trovare anche il tabellone per il potenziale gioco da 3 punti. Serie di tocchi a rimbalzo, la palla la tiene Jaité che va di nuovo da Mannion che non si nega un altro tiro e questa volta lo manda a bersaglio. Un altro possesso offensivo Davis per Banks che prende il tiro da 3 punti a bersaglio, seconda tripla dell'Allianz. Ora è Scariolo a dover chiamare timeout. 2 per Hackett, 9 punti, in campo anche un triestino doc come Michele Ruzier sul parquet. Bella tripla costruita per l'Allianz. Possesso non certo semplice, Hackett però trova un ottimo scarico per Wims che dopo il grande inizio è rimasto tanto in panchina. Delia con la serie di finte contro Jaité, pennellata dell'argentino. Gli arbitri non lo ravvisano e quindi c'è contropiede, anzi transizione per la Virtus. Teodosic con troppo spazio, arriva fino in fondo ed è nuovamente più 18 Virtus. Decisamente sì, mentre qui gran recupero di Konate che poi si fa tutto il campo come una guardia. Stai cercando di riguadagnare posizioni, cercare di metterti a 3/4 o completamente davanti. Teodosic ancora con quel tiro da 3 punti, questa volta. Ora però è aperto il parziale della Virtus, ma ancora Grazzulis che non ci sta, da Delia che in qualche modo riesce a farsi perdonare. Gran guizzo dell'argentino, campo grande per Davis da 3 punti, in transizione, piedi per terra, bersaglio per Davis, Trieste a -4. Ora però c'è da vivere gli ultimi 80 secondi, Cordinier con il tiro dalla media distanza, questo è molto difficile ma lo manda dentro Isaiah Cordinier. Trieste comunque ha lottato, è risalito dopo un brutto primo periodo e l'ha fatta anche sudare un pochino ai campioni d'Italia.